pochi tempo e vi scrivo due pensieri che mi ballano in da capo forte forte già da ieri. Scusate per il dialetto, ma io sono napolitano. Spero che capisci lo stesso, pure tu che stai lontano. A televisione Rit è scoppiata la pandemia. E mo, voglio o non voglio, sono costretto a stare in da casa. C'è sta in giro un virus che piglia tutto quanto. Catarro, freve e tosse e ti fa sentire assai stanco. Non può uscire, non ti può basare, manca la mano ti può dare. E se incontra qualcuno, a lontana li ha salutato. E può bene nostro, perché sto male è contagioso. E mo, tutto all'improvviso, si è fermato tutte cose. E mo come facciamo senza faticare? Noi teniamo spese, e i figli a raccampare. Forse chi sto fatto è una maledizione, perché l'essere umano sa merda una lezione. Siamo addiventati freddi e senza cuore. Non sappiamo manco più come si fa l'amore. Egoista, prepotente e col cuore amaro, tutti i diritti in fila indiana solo dietro al dio denaro. Tutti i giorni ci scediamo e corriamo senza sosta perché affaticamo, perché purtroppo la vita è tosta. Ma non ci fermiamo mai, mancano minuti e nel frattempo i figli crescono e già se ne sono chiusi. Corrimmo, ma il tempo è più veloce, non aspetta, se ne va, aggira e mette in croce. E mo, come per magia, sto tempo si è fermato, come se camminato si fosse spasteriato. Allora, forse chi sto male non è una punizione, ma è per tutto quanto una grandissima occasione. Ma noi come tanta scema ci sentimmo carcerati e pensammo che il Signore e noi si è già scordato. Pensammo solo alle cose che ormai non potremmo fare e se non riuscimmo a trovare senso per continuare a campare. Mo pavassimo milioni, pure per una cretinata, agli vicino al mare a ci fare una camminata. Corressimo mo, pure in due cimiteri annanzi a quella foto a dire una preghiera. Ah, Signore rimpetta, che nessuno può vedere. Pure a essa invitassimo per ci pigliare un caffè. Noi siamo così, l'abbiamo tutto per scontato e pensiamo tutte queste cose solo perché ce l'hanno lavata. Pensiamo appunto Rita, la colpa è do cinese, no, io ce l'ho già morto con quello francese. Perdito tempo a fare guerra, sciocchi esseri umani, ma sapete che non per sempre ci sarà un domani. Questo male non risparmia, non fa eccezioni, italiano, cinese, francese, senza distinzioni. Perciò mi raccomando, pure a te che sei potente, a ricordare che i soldi non si accatta proprio niente. Che sta situazione assurda e surreale ci serve per capire che siamo tutto quanto uguali. E allora forse tutto quanto imparammoci a campare, prima con tempo, nata volta, a cominciare a camminare. Parliamoci, passiamoci, tendiamoci le mani, prendiamoci più cura dei bambini e degli anziani. Guardiamoci all'occhio, pure senza parlare, perché forse è questo senso per continuare a campare. Scusate per i dialetti, sono napolitana, ma vi stringo forte forte, pure a te che stai lontano.